bisogna, come dire, uscire fuori dalla mitologia, perché proprio di una mitologia si tratta, di una Grazia Deledda che cresce miracolosamente in un ambiente selvaggio. Non è assolutamente così. Grazia Deledda cresce all'interno di una famiglia, come possiamo dire, il padre era un uomo d'affari, proprietario, ma insomma un esponente della borghesia nuorese, cioè di una, non ancora cittadino, di un grosso villaggio che aveva il suo ceto borghese di proprietario, che aveva una sua intellettualità che si esprimeva attraverso anche una poesia di tradizione, appunto, in nuorese, di cui il padre faceva parte. La cosa che a me ha sempre colpito del racconto che fa di sé la Deledda è quello che fa in un'intervista, che riprende in un'intervista nei giorni del Nobel, appunto, e cui dice: noi avevamo biblioteca. Allora, è questa biblioteca il luogo della formazione di Grazia Deledda. Certamente presiede alla sua formazione uno zio prete, come è assolutamente noto, ma io voglio sottolineare questo aspetto della biblioteca. Le prime letture che possiamo immaginare, i Russi, Balzac, Carolino Invernizio, anche tutta la letteratura di Pendice, ma ecco, questa biblioteca dove, come dire, che cosa impara? Impara cosa assorbe? Come dire, lo stupore, la meraviglia e il gusto della narrazione, di mondi inventati creati dalla fantasia dello scrittore, che per certi versi sono più veri della realtà, certamente sono più affascinanti di una realtà quotidiana che alla giovane Grazia appare assolutamente grigia. Questo è l'humus di formazione di Grazia, che, come dire, che io proprio sottrarrei dallo stereotipo giovanetta in ambiente rurale che miracolosamente, grazie al suo immenso e geniale talento, emerso, come direbbero gli inglesi, out of the blue, no? Fuori dal, così all'improvviso, no.